Un bel centrale per 2 anni dal Savio, sono in 8 dietro l'autostart, 1 Dream, 2 Diana Sigi, 3 Dimitri Ferm, 4 Denzel Treb, 5 Dani, 6 Dir Gal Petit, seconda linea 7 Dell'Alba, 8 Dulcinea di Casei. Favore in chiusura per Dimitri Ferm, Andrea Farolfi, imbattuto come Denzel Treb e Dani. Macchina che accelera, partiti, ma c'è stato l'errore di Dimitri Ferm e così a condurre ci va Dani. Parte molto bene anche Dirgal Petit che si sistema in seconda posizione, invece Denzel Treb come al solito e sbaglia anche l'allievo di Roberto Vecchione. Petit, squalificato. E così Dani in vantaggio praticamente senza colpo ferire. Diana Sigi in seconda posizione, all'esterno Denzel Treb, poi Dulcinea di Casei, mentre Dimitri Fermi insegue. 400 iniziali, se ne vanno in 38 per Dani che continua a condurre liberamente nei confronti di Diana Sigi, Denzel Treb per corsie esterne, poi Dulcinea di Casei e via via gli altri con l'atteso Dimitri Ferm subito falloso. Intanto 600 in 46,9 si avvicina Denzel Treb, ma fin qui ha potuto fare i propri comodi Dani che continua a guidare dopo 800 metri in 1:1,9, datura ora che si è ravvivata in questa frazione. Intanto Denzel Treb sopravanza Diana Sigi e si sistema in seconda posizione alle spalle della battistrada Dani che completa in 1:17 il chilometro e guida ora tranquillamente. Dulcinea di Casei passa in terza posizione, ha sbagliato intanto anche Dell'Alba. Poco più di 400 al palo con Dani che allunga, parziale in 14,5, seconda posizione per Denzel Treb e poi Dulcinea di Casei, questi tre a giocarsela. I primi due sono imbattuti, Dani in vantaggio, Denzel Treb che si avvicina, poi Dulcinea di Casei, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, Dani in vantaggio, Denzel Treb che ci prova nuovamente all'esterno, si ingamba Denzel Treb a centropista e nel finale prende il sopravvento, confermando l'ottima impressione delle prime due uscite. Denzel Treb ancora a segno in percorso scoperto, secondo posto per Dani, al terzo finisce Dulcinea di Casei, 1:16,4, si migliora ancora Denzel Treb, Cesare Fernanti al raddoppio immediato e Massimo Compagno al training. Andiamo a vedere Dani al comando, ma Denzel Treb come nelle prime due uscite in retta d'arrivo non lascia scampo all'avversario, passa, vince davvero molto molto facile e questo è davvero un cavallo importante, almeno dalle prime 3 corse che abbiamo visto. Peccato che non ci sia stato il match con Dimitri Ferm che ha sbagliato prima dello stacco, ma bel successo davvero, il più bello fin qui dei 3 per Denzel Treb, coronato anche dal suo record.